Ed eccoci qua amici carissimi, bentornati in questo quindicesimo, oggi finalmente, scusate la voce, allora oggi finalmente sono arrivato al quindicesimo giorno di digiuno totale. Come mi sento? Mi sento semplicemente meglio. Ho potuto notare in questi giorni che giorno per giorno il mio corpo praticamente migliorava sempre. Mi sento più lucido, più concentrato, ma soprattutto mi sento bene internamente. Cioè, non è una cosa che si può spiegare così a parole, cioè bisogna, per capirlo, bisogna provarlo. Ebbene, in questi 15 giorni io ho notato giorno per giorno certo un miglioramento totale del mio corpo. Ripeto, in questi 15 giorni io non ho mangiato assolutamente nulla, mi sono nutrito solamente a base di liquidi, di multivitaminici, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda vitamine, ho usato multivitaminico, una compressa, la mattina e la sera. Vitamina C, una compressa la mattina e la sera, magnesio e potassio. Poi ho usato il ferro, una mattina e una la sera, vitamina B12 ed omega 3. Queste sono le vitamine che io uso giornalmente, una parte la mattina e una parte la sera, una compressa. Poi non in alternativa, diciamo accompagnando a queste vitamine mi prendo anche una specie di tè, vedete, tè caldo che ho preparato io, che ci metto dentro. Ci metto il tarassaco o dente di leone, che lo prendo su internet già granulato, ce ne metto 2-3 cucchiaini per ogni bottiglia di acqua da 2 litri, e lo mescolo per bene. Dopodiché ci metto in mezzo un cucchiaino di semi di lino, un cucchiaino di semi di papavero, un cucchiaino di semi di sesamo e un cucchiaino di semi di chia. Il tutto praticamente faccio amalgamare, diciamo mescolato per bene, dopodiché lo lascio riposare per 8-12 ore. E dall'indomani mattina praticamente mi prendo questo liquido, diciamo me lo prendo 2-3 volte al giorno. La mattina come colazione me lo riscaldo nel microonde e dopodiché me lo bevo. Devo dire che nel mezzo, per renderlo più appetibile, ci metto le vitamine, quindi automaticamente il sapore diventa migliore. E questo. E poi durante l'arco del giorno, a cominciare dalla mattina a finire della sera, bevo acqua bella abbondante. Arrivo a bere al giorno dai 4 litri, 4 litri e mezzo di acqua al giorno, distribuiti naturalmente per tutta la giornata. E devo dire, amici miei, che ho notato veramente un miglioramento. Sono giunto al 15° giorno, ma è lo stesso come se io avessi iniziato ieri. Non ho assolutamente sensazione di fame, mi sento bene anche psicologicamente, dormo meglio. Certo, ho notato un po' di freddo, che sento un po' di freddo, ma è naturale, anche perché siamo in inverno, per cui giustamente uno non è che può sentire caldo, sente freddo. Però a parte questo tutto procede bene, tutto funziona bene. In bagno ci vado una volta al giorno o 2 volte al giorno, naturalmente non vado a fare nulla perché essendo che non mangio niente, però lo stimolo di andare in bagno c'è giornalmente, normale come se io avessi mangiato. Ebbene, queste sono le ultime novità del mio 15° giorno. Amici, cioè che posso aggiungere? Io fino ad oggi sto bene, continuo questo mio digiuno. Sono arrivato al 15° giorno non facendolo tutto in una volta, perché io già, come vi ho detto all'inizio dei video, cioè al primo giorno, non è la prima volta che faccio il digiuno totale. Sono stati già, che seguo il digiuno totale, un paio d'anni, se non forse di più, e quindi ho già provato io stesso quello che si prova. E sono delle sensazioni indescrivibili, cioè il corpo si rinnova praticamente a tutto, cioè si sente dentro proprio la rinnovazione del corpo, cioè che il corpo si rinnova, diventa migliore, si forma meglio, cioè ve l'ho detto, a spiegarlo così a parole è veramente difficile, perché quello che si prova lo può capire solo chi lo fa. Ragazzi, io vi ringrazio, ci vediamo naturalmente alla prossima registrazione, che non so quando sarà, comunque io continuo. Fino a quando vedete le registrazioni vuol dire che ancora la cosa va. Grazie ancora, una buona giornata a tutti e a presto. Ciao ciao dal vostro Alberto.
yeah.